6, 5, 4, 3, 2, 1. La serata di accensione dell'albero di Natale che si inserisce in un Natale molto ricco per la città di Treviso. Quali saranno le principali iniziative? Tantissime. Io sono contento, oggi diamo il via con l'accensione dell'albero di Natale, poi c'è appunto l'antica mostra del radicchio, ci sono i mercatini, ci sono i concerti, c'è davvero tanto in centro e nelle periferie. Quest'anno abbiamo introdotto anche questo speciale trenino elettrico che ci consentirà di visitare tutti i luoghi di attrazione che sono stati decorati con l'aiuto dei nostri commercianti, quindi non soltanto le stelle nei canali, ma anche delle opere monumentali luminose nelle varie piazze, e poi l'atmosfera del Natale che contraddistingue ogni singola via, oltre allo shopping, la via dei presepi, insomma davvero c'è tantissimo per tutti i gusti. Ogni weekend ci saranno degli artisti di strada straordinari che animeranno i pomeriggi per i nostri bambini, ci sarà la loggia incantata con il Babbo Natale che ogni weekend verrà a raccogliere le letterine e i sogni dei nostri bambini, quindi insomma non posso che augurare di godersi questo Natale meraviglioso nella città di Treviso, che torna ad essere la città incantata. Il Natale è la festa delle luci, come si fanno i conti con i rincari energetici? Ma io credo che questo è un Natale moralmente sostenibile, quindi non abbiamo voluto cancellare l'emozione del Natale, perché quanto vale l'emozione e la gioia della nostra comunità? Vale tanto. Ovviamente faremo i conti anche con i costi energetici, però diminuendo un po' la fascia oraria e soprattutto limitando l'accensione nelle ore notturne riusciamo a ottenere l'effetto di avere una città ben addobbata con un occhio anche ai costi. Però insomma affrontiamo questo periodo con entusiasmo e da comunità, aiutandoci quando c'è da aiutarci, e credo che questo sia il momento di tendere la mano. Vice Sindaco di Brunico, l'albero che ha alle spalle viene proprio dalla sua città, è stato un dono. Sì, esatto, questa a coronare la forte amicizia che lega il comune di Brunico con il comune di Treviso, non solo nella versione istituzionale ma anche nella versione personale. Nella mia persona, nei confronti di Mario e anche di Giancarlo Iannicelli, c'è un grande e piacevole rapporto di amicizia. E a maggior ragione per questo motivo mi è sempre un piacere venire qua all'inaugurazione e all'accensione dell'albero. Ma questo è un albero speciale, uno dei più belli al mondo, è vero? Uno dei più belli, ma io oserei quasi dire forse il secondo, perché non vogliamo essere i primi. Cosa lo rende unico? Beh, quest'anno è stato veramente, abbiamo trovato un albero molto importante come altezza, sono 18 metri di altezza di albero, e credo che siano 35 anni, 35 anni di età per 18 metri di altezza, quindi lo rende veramente importante.